Ciao, sono Nicoletta e oggi ti parlo da Berna perché sto concludendo un corso a Berna. Ieri sera era la notte di San Lorenzo, la notte delle stelle cadenti, la notte dei desideri e volevo fare con te una riflessione perché era divertente vedere come tante persone erano con il nasino all'insù, speranzose del vedere, dell'affidare a certo, per una sorta di sogno, per una sorta di tradizione, per una sorta di abitudine, erano lì ad affidare a una scia il loro desiderio. La mia domanda oggi per te è questa: cosa vorresti davvero? Cos'è quel sogno che ti fa muovere l'animo? Cos'è quel sogno che ti motiva? Manca poco più di un mese alla fine dell'estate e come sempre poi a inizio lavoro, dopo le vacanze, si fa un punto della situazione, un po' come inizio anno, si cerca di rimettersi in gioco, di capire dove si è arrivati, di capire dove si vuole arrivare, dove si sta andando. La mia domanda per te è proprio questa: cosa ti anima? Cosa ti motiva? Perché davvero vorrei che ogni giorno ci fossero delle stelle cadenti, ogni giorno ci fossero dei sogni e dei desideri, però non da affidare a una stella, a una scia, ma da affidare a te, da affidare alla tua motivazione, da affidare alle azioni che ogni giorno puoi compiere per ottenere quell'obiettivo. E ti confesso una cosa: io da 3 mesi ho un obiettivo grande, ogni giorno il mio pensiero va a quella cosa, ogni giorno il mio pensiero va a quel sogno, ogni giorno le mie azioni sono rivolte, anche se in modo silenzioso, a quella cosa, dando energia, alimentando energia a quello. E sono certa che quel sogno, con il tempo giusto, quando sarà il tempo maturo, arriverà a compiersi, si trasformerà in obiettivo. Ma non sono ferma, sto agendo per farlo. E qual è l'azione che tu farai per? Qual è la scia luminosa che ogni giorno puoi tracciare nella tua anima per ottenere quel sogno, per realizzare quel desiderio? Perché da questo paradiso di verde, in mezzo agli alberi, in mezzo al nulla, in mezzo alle cornacchie, veramente, qual è la scia che vuoi lasciare nella tua anima? Qual è la scia che vuoi tracciare? Qual è l'obiettivo che vuoi raggiungere giorno per giorno? E quali azioni sei disposto a fare? Dalla Svizzera è tutto, dal cantone degli orsi è tutto e un bacio, a presto. Ciao!